Vittorio, ci fai uscire pazzi. Vittorio, ci fai uscire pazzi. Un'altra doppietta hai fatto. Ancora 14 gol e non hai giocato tutte le partite. Altro che Vlahovic qua. Noi ci abbiamo Osimhen. Osimhen. Ma c'ha tutti amici. Da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video, vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, attivando la campanellina per restare aggiornati con i nuovi video, ma soprattutto condividete questo video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Mamma mia, ancora Osimhen e sono 14 reti stagionali e poi non gioca tutte le partite e segna ancora e ci trascina a un'altra vittoria, una vittoria importantissima dove il Napoli non suda, ma di più, suda 4 magliette, 4 camicie, 4 maglione, 4 piumine, perché l'Udinese veramente fa una partita dove ci mette in difficoltà soprattutto l'approccio alla gara, un Udinese spensierata perché, diciamo la verità, non ha grossi obiettivi perché secondo me è una squadra che si salverà tranquillamente e poi ragazzi sta facendo vedere buone cose. Ci sono squadre meno attrezzate dell'Udinese, squadre che secondo me rischieranno molto di più di non salvarsi, la retrocessione. L'Udinese non penso che vada in Serie B perché è una squadra che gioca bene, è una squadra che propone calcio e ieri abbiamo visto sull'azione di Deulofeu che gol ha fatto una bellissima azione l'Udinese. Però si deve arrendere al Napoli, al grande mio Napoli che ha dimostrato di meritarsi la vittoria perché ha avuto una grande reazione nonostante le difficoltà iniziali. Un Anguissa che recupera i palloni, ci mancava Anguissa la fisicità lì in mezzo. Un Lobotka che fa ancora una volta una grande prestazione e fa ancora una volta girare bene il Napoli. E soprattutto uno strepitoso ma un devastante Osimhen che ancora una volta segna di testa, questo non ha paura, pure le punto pronto, le vita in da capo, chi segna che a capo, ragazzi, che gol strepitoso e che stacco di testa, ancora un altro di Vittorio e poi non si ferma perché fa un bel gol sull'assist di Di Lorenzo, ancora un altro assist di Di Lorenzo, l'instancabile Di Lorenzo che oltre l'assist fa una grande prestazione ancora una volta, che poi purtroppo esce per qualche distorsione alla gamba, insomma il polpaccio, speriamo nulla di che. Comunque Osimhen che firma la doppietta, devastante, non si ferma più, porta 3 punti importantissimi al nostro Napoli per lanciarlo in quel sogno che tutti noi abbiamo nel cuore. Però sappiamo che l'obiettivo iniziale del Napoli è la zona Champions e questi sono punti pesantissimi per la zona Champions, aspettando ovviamente Atalanta e Juventus, ma comunque il Napoli è lì e forse anche per qualcosa in più della Champions, chi lo sa, questo lo vedremo in avanti. Intanto abbiamo vinto, l'Inter è inciampata con la Fiorentina e questo ci fa comodo perché comunque ce l'abbiamo sotto. E poi ragazzi speravo in una cascata anche del Milan, però purtroppo il Milan ha vinto anche a Cagliari, il Milan non si ferma, ma chi lo sa, vedremo in avanti, magari inciamperanno pure loro, vediamo. Comunque bene tutti, da Insigne mi aspetto molto di più, anche se non ha fatto male, ha giocato bene anche lui, assist anche per Mario Rui per il primo gol di Osimhen, assist di Mario Rui, l'assist di Di Lorenzo. Direi terzini molto bene, fase difensiva bene Koulibaly e Rrahmani, anche se sul gol di Deulofeu qualche colpa ce l'hanno un po' tutti, poi per il resto benissimo la fase difensiva, niente, a parte che Rrahmani si è fatto ammonire e anche Osimhen che saranno diffidati e salteranno la prossima partita in quel di Bergamo che sarà tosta, a giocare con l'Atalanta senza Osimhen e senza Rrahmani, che ovviamente toccherà a Juan Jesus e toccherà a Ciro Mertens sostituire Osimhen, che comunque anche Mertens non ha fatto male in questa partita, però sostituire Osimhen è pesante, è un'assenza pesante quella di Osimhen a Bergamo e non sarà facile per Mertens mettersi al suo posto. Speriamo in un migliore Ciro che ci serve contro l'Atalanta, il Ciro che ci ha fatto sognare quella cosa lì, ci serve proprio quello lì.
E poi niente, ragazzi, in fase offensiva ho detto Insigne è bene, ma mi aspetto molto di più. Osimhen devastante, strepitoso, il migliore in campo, senza ombra di dubbio, perché ha fatto doppietta, non si ferma più, va a recuperare i palloni, dà molto una mano alla squadra, oltre ai gol. E poi Politano, anche da lui mi aspetto di più, bene, ma mi aspetto di più. Fase difensiva hanno detto, centrocampo Lobot che anche sei migliori secondo me, Fabian poteva fare qualcosa in più, Zielinski si è divorato un gol, mi aspetto di più anche da Zielinski. Primo tempo abbiamo rischiato anche il 2-0, c'è da dire bene Ospina che ha fatto un miracolo sul possibile 2-0 dell'Udinese, perché abbiamo rischiato, i primi minuti, l'approccio, l'Udinese ha fatto meglio, ma poi quando siamo venuti fuori con la nostra qualità, con la fisicità di Anghissa a centrocampo a recuperare i palloni, con lo Botka che girava bene il pallone, con un devastante Osimhen che non sbaglia un cazzo là avanti, con i terzini che hanno spinto bene, hanno fatto l'assist proprio sul piatto per Osimhen, tutto bene, tutto a posto. Ci pigliamo sto secondo posto perché comunque il Milan ha vinto e vedremo le prossime partite. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e non aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoliello87. E cara Udinese, volevi fare inciampare il Napoli, lo volevi fare, però ti è andata male perché ti sei trovato un attaccante come Osimhen che ti ha fatto male, non ti ha fatto capire niente, ti ha fatto scipare, cioè ti ha fatto andare un manicomio, ti ha fatto andare. Altro che Vlahovic, altro che DV7, noi teniamo Panderone, noi teniamo l'uomo mascherato, Osimhen che non tiene paura nemmeno dei viti in da capo. Fa paura e basta. Con questo è tutto ragazzi, buona domenica a tutti amici, da Napoli, 87 come sempre, voglio, forza Napoli!